Eccoci qua, questa sera esco da lavoro, vedo un buon mare, picco di alta alle 7 e decido di provarci, mi cambio al volo, prendo i cefaletti e si parte. Primo spot, andato malissimo, non ho neanche provato a lanciare mare eccessivo, mi sposto in una baglietta un po' più riparata ma con un fondale un po' misto. Questo cosa vuol dire? Qualche scoglio, posidonia, la possibilità che la posidonia si sia staccata e quindi tanta risacca con tanta, diciamo, alga. Sono le 7 meno qualcosa, picco di alta marea alle 7. Vediamo un po' queste ore che girano attorno a questo picco di alta marea, un mare bello, forse un po' leggermente eccessivo, lungo, ma vediamo se questa nuova avventura intitolata Buona la seconda punto di domanda andrà a buon fine. Eccoci qua. Diciamo che i primi lanci sono quelli che utilizzo per vedere se è pescabile la situazione. Si lancia e si vede quanta alga c'è, che condizione c'è, se ci si muove tanto a causa della corrente. Purtroppo devo rispondere in particolare a un messaggio di alcune settimane fa su un precedente video di un video su una cattura di un branzino. Sono da solo, il branzino ha bisogno di buio più completo. Tante volte io faccio delle riprese puntando la torcia, la testa in mare, già lì pecco per farvi vedere un pochettino, ma è una pesca che va fatta completamente al buio, soprattutto fatta così dove si fanno calare appunto le nostre esche molto vicino nella schiuma, e quindi purtroppo non ho neanche, ho anche il cavalletto, la GoPro e compagnia cantante, ma non posso puntare luce, di conseguenza non posso farvi vedere, quando sono da solo, i recuperi delle mie catture. È un peccato, lo so anch'io, anche perché il canale nasce per condividere le battute di pesca e tutto quanto. Mi spiace, accontentatevi di quello che c'è. Spero comunque, se avete dei dubbi, di rispondervi nelle domande che mi fate nei commenti, sarò ben disponibile. E detto questo, sono passati 10 minuti, vediamo un pochettino. Mare bello gonfio, siamo sul picco preciso di alta marea, mare bello gonfio, e vediamo un attimino poi nel primo controllo quanta alga c'è, quanta confusione c'è sott'acqua. Eccoci qua, sono le 7:30, anticipo un attimino i controlli perché questa sera c'è veramente un mare particolare, gonfio, onda, sono su un fondale appunto misto, voglio controllare, non si sa mai, invece di fare una passata, chiamiamola così, di un'ora, facciamo mezz'ora, controllerò le esche, se vedo che sono così e così le cambierò perché ho abbastanza cefaletti da proporre, sempre cefaletti vivi. 8 meno 10. Arriva il primo branzino di serata, cefaletto forse uno tra i più grossi che avevo a disposizione questa sera, lanciato, 10 minuti inizia una vibrazione strana, prendo la canna in mano, do filo e poi si ferra, amici. Eccoci qua, abbiamo visto come è bastato veramente un niente, rilanciare, ricambiare l'esca, essere nel punto giusto all'ora giusta, nel momento giusto di marea, tutti i dettagli che possiamo studiare sui tabulati, ma finché non si mettono in pratica col mare buono e non ci si prova, non si hanno i risultati. Un altro branzinotto arriva a terra. Detto questo, ho rilanciato le canne, ho ricontrollato tutti e due i cefaletti, ho rimesso sotto gli ultimi 2 cefaletti vivi che ho, farò l'ultima passata di un'ora e poi si torna a casa. Io personalmente sono stato cresciuto con l'idea di, una volta preso il pesce della nostra battuta,
di ritirarmi, non voglio continuare, accanirmi. È bella anche così la pesca, si prende il pesce e si è contenti di quello che si è fatto e si torna a casa. Adesso ci facciamo l'ultimo rete insieme e poi vediamo di ritornare a casa al caldo. Come volevasi dimostrare, il fondale misto regala sempre delle sorprese, ma a volte anche negative. Stesso punto di prima, 10 minuti dopo incaglio, dopo una serie di tremoli, probabilmente era un grongo, non si sa, o comunque semplicemente la corrente che l'ha spinto tra gli scogli. Stesso punto, 10 minuti dopo abbiamo perso tutto. Questo vuol dire che a volte le tempistiche, lanciare nel momento giusto e tanta sana buona fortuna può aiutare, soprattutto su fondali misti come questo. 8:30, innesco il più piccolo cefaletto, l'ultimo che avevo a disposizione, unica canna e si va. Tra l'altro ho ricontrollato giustamente la canna per rilanciarla e il cefaletto era stato aggredito da una seppia, c'è un mare che porta via. Io vorrei sapere queste maledette di seppie perché si fanno sempre vive quando non devono. Comunque, ultimo cefaletto mini in azione e poi si torna a casa. Eccoci qua, appena passate le 9, anche questa battuta aggiunge al termine. Facciamo un breve riassunto. Sono andato in un primo spot, ma il mare era veramente eccessivo. Ho provato a fare un lancio, non teneva neanche il piombo. Decido di spostarmi in una baia leggermente più protetta, ma con un fondale misto Posidonia, un po' di scogli. Ci provo lo stesso, la condizione è perfetta, i terminali reggono, le esche anche. E dopo pochi minuti dallo scoccare, come possiamo definirlo, del picco di alta marea, parte la prima signorina. Non è eccessiva, ma dopo tutti questi grandi studi, sacrifici, va bene così, sono contentissimo. 2 ore, poco più di pesca, un ottimo risultato. Detto questo, tanti mi chiedono ma come li peschi, ma con che terminali, ma con che mare. Io posso solamente dirvi una cosa, è la pratica che porta alla perfezione. Andate, continuate ad andarci, a sperimentare. È solo questo che vi porterà a grandi risultati. Speriamo questo inverno, questo autunno, di vedere finalmente una regina come si deve, veramente un bel pesce, che si avvicini vagamente ai 5 kg, è un mio desiderio di quest'anno, spero di farcela. Qualche cosina sta iniziando a uscire. Non è la prima, ma ci stiamo avvicinando. Voglio vedere un pesce, una spigola, una vera regina come si deve. Detto questo, io vi dico solamente di continuare a iscrivervi al canale, continuate a seguire l'avventura perché come vedete le avventure non finiscono mai. Ci vediamo alla prossima avventura, amici.